Fanno bene i sindaci dei comuni di confine della Marca a puntare tutto sull'autonomia del Veneto, accantonando l'ipotesi del passaggio al Friuli. Ad affermarlo è il costituzionalista Luca Antonini, per il quale i comuni che da anni parlano di referendum ricaverebbero più benefici dall'autonomia regionale piuttosto che dal passaggio oltre confine, dove certo le convenienze sono sotto gli occhi di tutti. È un sistema istituzionale più autonomistico e con più risorse. Lo stesso però si può ottenere per il Veneto ed è giusto che lo ottenga il Veneto perché non è assolutamente da meno della regione Friuli-Venezia Giulia, anzi al confronto a parità di risorse è certamente meglio. Quindi diciamo, questo che sta succedendo deve essere uno sprone per il governo e capire che il sistema non regge più. Ne è convinta anche il sindaco di Meduna di Livenza, Marica Fantuz, promotrice 9 anni fa proprio del referendum per il passaggio al Friuli. L'idea del referendum promosso nel 2008 è nata assolutamente come forma di protesta che voleva provocare un attimino lo Stato centrale per sottolineare le disuguaglianze che i residenti dei comuni di confine registrano giorno dopo giorno. Il referendum sì sull'autonomia del 22 credo sia determinante per dare risposte concrete e eliminare di fatto le disuguaglianze, le differenze che lamentavamo nel 2008 con la richiesta di passaggio in Friuli. Questa sia un'occasione storica, se qualcuno fosse riuscito a farlo 20 anni fa probabilmente oggi saremmo autonomi e comunque sicuramente non avremmo fatto di sicuro il referendum nel 2008, è un'occasione storica, io ci credo, la Costituzione lo prevede e quindi la nostra battaglia oggi sarà questa, insomma, per l'autonomia. Ma non tutti ci credono e Cortina ha già fatto sapere di voler tentare il salto. Il governo deve prendere atto che c'è una situazione critica di sofferenza della Regione Veneto per il fatto di confinare con 2 regioni speciali e la risposta in Costituzione c'è, è quella della maggiore autonomia. Se noi venisse realizzato il progetto presentato dal Veneto non converrebbe a nessuno spostarsi dall'altra parte.